Buongiorno mister Buongiorno. Allegretti, oggi vigilia della 33esima giornata contro Cileverghe Calcio, una squadra che è in piena zona play-out, quindi sulla carta sicuramente una squadra per un po' risollevarsi da quest'ultimo momento non proprio positivo dal punto di vista dei risultati, però poi, come insegna anche l'ultima partita, poi bisogna scendere in campo e giocarle fino all'ultimo minuto. Beh, affrontiamo un'altra squadra che è in lotta per non retrocedere, quindi in linea più o meno con quello che è stato l'ultimo periodo nostro. Una squadra che in casa arriva da un risultato positivo dove ha vinto 3-1 contro il San Giuliano, ha delle potenzialità, ha perso contro la Varesina all'ultimo turno, subendo 3 gol in 20 minuti che sostanzialmente ha un po' tagliato le gambe al tipo di realtà che è. La squadra gioca a calcio, si giocherà sul campo in sintetico, quindi al di là di quello noi arriviamo da una sconfitta, la terza, dove ci è rimasto l'amaro in bocca perché avremmo voluto vincere, per noi, per i nostri tifosi, perché erano venuti anche alla rifinitura a trovarci e chiederci di fargli questo regalo, quindi siamo rimasti delusi, abbiamo voglia di scendere in campo per ottenere i 3 punti, e da un bel po' che non festeggiamo, visto che anche l'ultima partita che abbiamo vinto a Sesto San Giovanni, per quel che è successo purtroppo a Stefano, non siamo riusciti a festeggiare come abbiamo sempre fatto. Abbiamo fatto un'ottima settimana, c'è l'entusiasmo giusto, i ragazzi stanno bene assieme, siamo consapevoli che abbiamo ancora un mese e qualche giorno per stare assieme, vogliamo godercelo al massimo, e chiaramente le vittorie fanno vivere il tutto nella maniera migliore. Poi, come in tutte le cose, bisogna essere bravi anche a trovare un equilibrio. Dicevi anche post partita dopo il Vigasio, è facile anche da fuori, no? Fare determinati commenti. Il Chievo probabilmente non era da primo posto dopo comunque la rimonta e 10 risultati utili consecutivi, ma non è neanche quello delle ultime 3 sconfitte. Bisogna vedere un po' in mezzo. Tutto quanto è determinato sempre dai risultati, quantomeno il giudizio generale. Poi dopo c'è l'analisi dei momenti, l'analisi delle situazioni che noi addetti ai lavori dobbiamo fare, perché siamo molto più concentrati su quello che poi sono i lavori da fare. Sì, assolutamente sì, l'equilibrio diventa fondamentale, credo, in qualsiasi realtà. Nella nostra lo è sempre stato per quanto riguarda il percorso che ho fatto io. Abbiamo sempre gioito nelle vittorie, perché chiaramente è la cosa più bella, ma non abbiamo mai fatto drammi nelle sconfitte. Abbiamo analizzato ogni volta il motivo per cui non siamo riusciti a fare risultato, lavorandoci, ma questo non può cambiare l'andamento o lo stato d'animo dei giocatori e dell'ambiente su quel che è stato fatto per tutto il percorso. Perciò è chiaro che, come ho detto, noi da domani, domani ci concentreremo al massimo per riuscire a portare a casa i 3 punti, consapevoli che abbiamo fatto molto bene, che la squadra ha dei valori importanti e che ha all'interno delle persone che sono uomini per bene. All'andata ci fu una vittoria 3-2 abbastanza comunque agevolata, comunque da un'ottima prestazione, e il risultato era sempre in mano, poi è arrivato il 3-2 negli ultimi minuti. Domani che partita ti aspetti invece, e soprattutto con una settimana, come detto, di lavoro, come è stata la squadra, e se recuperi qualcuno? Che partita mi aspetto difficile, sostanzialmente come tutte, come dico sempre. La settimana di lavorativa è stata eccellente, rientra Brighenti dalla squalifica, rientra a tutti gli effetti Marchesini, che ha fatto un'ottima settimana di lavoro, quindi per noi è un ulteriore valore all'interno del gruppo. E doppietta l'andata. E doppietta l'andata, sì, anche è stata una partita particolare, dove abbiamo fatto molto bene, dove abbiamo avuto un calo di tensione che ci ha fatto subire il primo gol, poi siamo stati subito bravi a fare il terzo gol e poi subirne un altro, quindi era un periodo diverso, quindi andremo a giocarci a viso aperto. Grazie mister. Grazie.